La provincia di Venezia è seconda in Veneto con Verona capolista per incidenti mortali sul lavoro, con 17 casi nel 2022 che salgono a 19 fino a ottobre corrente, dei quali 9 in itinere. Così la CISL nel drammatico bilancio di fine anno. È una situazione, un po' preoccupante, nel senso che, ci sono stati molti diversi casi in provincia, siamo la seconda nel Veneto per quanto riguarda tutti i settori, però anche l'edilizia è uno dei settori dove, succedono spesso infortuni anche abbastanza gravi. Bisogna valutare anche la questione dello stress del lavoro correlato, che è un altro tema importante su cui stiamo dedicando la nostra attenzione. È stato fatto anche un progetto con INAIL, gli enti bilaterali dell'edilizia, del settore edilizio del Veneto e le organizzazioni sindacali proprio per sensibilizzare maggiormente i lavoratori e le imprese a un'attenzione particolare anche su questo aspetto. È necessario tenere sempre alta la guardia, specie in questo 2024, che per Venezia sarà un anno di grandi cantieri, a cominciare dal Bosco dello Sport con il nuovo stadio e l'arena e con il completamento della nuova viabilità a Tessera, solo per citarne alcuni. Non bisogna abbassare la guardia, stare molto attenti nei cantieri, maggior formazione, quindi attraverso anche la bilateralità facciamo prevenzione e formazione ai lavoratori. Questo deve essere un punto cruciale